Cinque, 4, Pronto? 3, 2, 1. In questo momento Sì, ho dato. 1. primo assoluto Team Bike O'Clock, Alberto Riva, che vince la quarta edizione della Cipressa Race. Sì, certo. Sì, vai a prendere, un attimo che ci sono. Eccoci alla quarta Cipressa Race con Alberto Riva, il vincitore di oggi. Dici un po' le tue impressioni sulla gara. Beh, la gara è stata decisamente impegnativa perché il terreno era piuttosto pesante. Non pensavo fosse più roccioso, invece il fango ha reso tutto più complicato. E comunque insomma è andata bene, sono divertito e come inizio non c'è male. E ti è piaciuto il percorso? Come sono state le sensazioni? Il percorso sì, mi è piaciuto molto, l'avevo fatto l'anno scorso già e lo ritenevo un bel percorso, quest'anno hanno cambiato qualcosa, forse era ancora più bello e insomma le sensazioni non posso dire che siano state cattive, diciamo che manca ancora un po' di ritmo gara, però miglioreremo col passare delle settimane. E adesso veniamo alla vincitrice tra le donne, Marta Pastore, le tue impressioni dopo la gara di oggi? Ma è un bel percorso tecnico, avevo corso l'anno scorso, di sicuro con l'asciutto è stato migliore, però dai, mi sono divertita, è stata una bella gara, impegnativa ma divertente. Ok, sappiamo che hai cambiato squadra quest'anno e come ti trovi, il primo impatto com'è stato? Ma è un bel gruppo, è motivato, mi sta dando supporto e crede in quello che faccio, quindi sono molto soddisfatta del cambiamento. Ok.